La campagna pubblicitaria voluta dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per promuovere il turismo interno in Sardegna questa settimana è dedicata all'archeologia. Chiunque viaggi per l'isola da nord a sud non può non rimanere stupito della quantità delle torri nuragiche che punteggiano il territorio, dall'imponente nuraghe di Santo Antine che svetta maestoso nella piana di Torralba al nuraghe ponte in Agro di Dualchi. Non c'è comune della Sardegna che non abbia una testimonianza dell'età nuragica a raccontare la storia delle antiche genti che hanno popolato la nostra isola. Anche la città di Nuoro può vantare molteplici siti archeologici di pregio dislocati all'interno del tessuto urbano. Uno di questi è quello di Tancamanna, un insediamento che comprende un nuraghe e un villaggio risalenti a 3600 anni fa e che già da alcuni anni è oggetto di scavi archeologici che stanno portando alla luce importanti testimonianze sull'evoluzione dell'architettura protostorica. Tancamanna è un sito nuragico con un nuraghe che è molto importante dal punto di vista scientifico, perché racconta l'evoluzione di quella che è stata la civiltà nuragica, partendo dal protonuraghe fino ad arrivare al nuraghe classico. Racconta la storia di Nuoro che insieme al sito di Nodule riescono a coprire tutta quella che è stata l'evoluzione della civiltà nuragica. Evoluzione dell'architettura nuragica che a Tancamanna, oltre che nella struttura proprio della torre nuragica, si è conservata anche nelle capanne. Capanne che sono rettangolari, ma conservano anche la loro evoluzione sino ad arrivare alle capanne circolari. Quindi qua a Tancamanna possiamo ricostruire quella che è stata proprio l'evoluzione architettonica delle abitazioni dei nostri più antichi progenitori. Un sito che al momento sta continuando la sua attività di valorizzazione e che speriamo vedrà la luce nella prossima primavera, quindi con la possibilità di essere fruito in tutti i suoi aspetti, con le attività anche di archeologia sperimentale, con la ricostruzione delle capanne. A ottobre insieme al FAI stiamo organizzando delle giornate di visita insieme al sito di Nodule, e in queste giornate potrete vedere quelle che saranno le varie attività che dalla prossima primavera si svolgeranno a Tancamanna.